Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it delle ore 13. È morto poco dopo il suo arrivo in ospedale il 58enne che ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto questa mattina alle 6 in via Zara a Fagnano Lona. L'uomo, che stava andando al lavoro, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e andando a schiantarsi contro un cancello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Busto Arsizio, un'ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo dalle lamiere. Poi lo hanno affidato ai soccorritori del 118 che hanno praticato sul posto tutte le manovre salvavita per caricarlo sull'ambulanza e trasportarlo a sirene spiegate al pronto soccorso di Busto Arsizio, dove purtroppo è morto poco dopo l'arrivo. Il 58enne ha avuto un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo. I militari hanno immediatamente avvisato i familiari residenti a Fagnano Lona. Notte di fuoco e di paura in via dei Bersaglieri a Varese. Intorno a mezzanotte infatti è scoppiato un incendio in un box al secondo piano seminterrato di un parcheggio privato. Sul posto, allertate dai residenti che sentivano odore di fumo, sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato circa 3 ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Per fortuna il rogo, le cui cause sono in via di accertamento, è stato circoscritto e non ha quindi interessato altri garage o vetture. Non è stato necessario evacuare alcuna abitazione. E per chiudere la pagina di cronaca torniamo alla scorsa notte, quando un uomo di 50 anni residente nel Castanese è stato salvato dalle acque del Naviglio, ripescato dai vigili del fuoco di Milano e Inveruno con il supporto dei carabinieri. Era in stato confusionale. L'allarme è suonato alle 3 nella tratta del canale tra Cugione e Robecchetto con Induno, per una persona caduta in acqua probabilmente in modo accidentale. Subito è partito il protocollo di ricerca con l'intervento anche del SAF fluviale. Il naviglio è stato controllato con torce a lungo raggio fino a che l'uomo è stato rintracciato a Cuggiono in zona Cascina Padregnana. Il cinquantenne è stato estratto dal canale sano e salvo e non c'è stato nemmeno bisogno del ricovero in ospedale. E ora ci spostiamo a Varese, dove questa mattina è stato presentato il neonato comitato Varese in Salute, il servizio con le immagini dell'agenzia Blitz. Dottor Bonoldi, un comitato Varese in Salute per un comune che vuole contare di più nelle scelte della sanità locale. Esatto, questo è proprio il primo punto delle linee di mandato dell'attuale amministrazione e si è pensato appunto che un gruppo di esperti, di saggi possa essere molto importante per orientare, fare proposte e anche lanciare iniziative. Che tipo di poteri avrà? Nulla di vincolante, insomma, consultivi. Certo, io lo vedo come un laboratorio di idee, un laboratorio di progetti e che possano soprattutto guardare a quello che si muove nella città, nella società e valorizzare e mettere in rete le risorse già esistenti e che operano per la salute nella nostra città. E a Malpensa, per garantire più sicurezza, entrano in servizio i vigili dei comuni della zona, il servizio di Veronica De Rio. Siamo a Malpensa con il prefetto di Varese, il dottor Pasquariello, dopo la firma del protocollo d'intesa fra ASEA, prefettura e i comuni che hanno aderito all'aggiunta di organico per la polizia locale e Regione Lombardia. È un suo successo, penso tutti quanti d'accordo, in pochissimo tempo. Diciamo che io ho dato l'impulso necessario, ma i protagonisti sono i sindaci e i comandanti e i loro collaboratori delle polizie locali, i quali hanno studiato, approfondito un testo che poi è stato approvato e che consente una sorta di collaborazione istituzionale che va nella direzione di garantire una maggiore sicurezza nella circolazione stradale all'esterno dell'aeroporto e ciò consentirà anche di prevenire reati, quelli in particolare commessi da coloro che svolgono servizi abusivi nell'ambito del trasporto. Chiusura con il calcio. Kenneto Binna Mamà saluta il Città di Varese, o almeno così sembrerebbe a giudicare dalle fonti turche,
che danno per fatto il trasferimento dell'attaccante biancorosso alla squadra del Göztepe, formazione appena retrocessa nella seconda serie turca, nonché nel mirino del magnate russo Roman Abramovich dopo l'addio al Chelsea. Nigeriano, 24 anni, Mamà ha segnato 14 gol in campionato e 1 in Coppa Italia ed è stata la grande sorpresa della prima squadra di Ezio Rossi e di Gianluca Porro, elemento determinante per il raggiungimento del traguardo della vittoria ai play-off, che sembra ora destinato però a questa inattesa esperienza all'estero. Una bella tegola per il Varese, visto che il giocatore, essendo extracomunitario, può svincolarsi al termine di ogni campionato. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!